Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa regione 22 de su 2018. Beniasa e beniusu a un attuvi un de boga bogi. Siamo andata in lingua sarda capoli di donai bogi a chi ne ha di decido de bifi, traballai e frinca in Sardegna. In questo attovio si chiuso su viaggi nostro menis comunus viticus de Sardegna, che garantavo non si sguidai, e usu a conosci de insoru is comunus de Padria, Sodì, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile e Mara. E scoperendi gallaniasa e is tradizionis e prusche tutto is personas che con opinioni a mantia ci canta de fabbricai pagasa. Un dretto a ricco de testimonios de voces liberteras e de esperienzias che si contano a savrozza de comunus viticheddus, ma pius, che non si volenti arrendi e che allogano un patrimonio de genti e de cultura preziato meda. Palasa de dogna via, de dogna domu, de dogna cara, doesti una cappiu funcudu con sa terra nostra. Esti proprio in noi che nasce di un'ispera po' un benidori che lo possibili. Con su goru e con sa voce de chi ni credi in sa Sardegna. Negli anni 50-60 ha cominciato questa forte migrazione. Tutti i giovani che sono andati qui in Germania, in Francia, in Svizzera. E uno che è andato fino in Argentina, un ultimo mio, nel 1950, che è andato in Argentina. Finita la guerra, non aveva lavoro, è spartito. E poi che è tornato lì, quando è tornato in Sud Amizza. Quando la regione ha azzuato questi immigrati a rientrare, non a rientrare stabilmente, ma a rientrare in Sardegna nel si può aumentare questa Sardegna. In questo periodo sono venuti pure sul svizzero di questi immigrati in Argentina. E una sorrasta mia, con un altro vecchiocco di origine di Guglieri, su babbo, si sono conosciuti e si sono coggiati. E sono in Sardegna come vivono in Tattari, lavorano e vivono in Tattari. Quindi è una situazione di una immigrazione a suo contrario questa. Sono stato fortunato, sì, che poi ho fatto il suo lavoro appena mi sono diplomato. Io mi sono diplomato nel 67 e nel 69 sono entrato a lavorare in Porto Torres. Il 1° di agosto del 69 e sono andato in pensione in Sud Amizza Chimbe. Dal Sud Amizza sono entrato in comitato di Sant'Antonio Abate. E quindi una delle attività è quella, ma è un'attività che non è che dura un anno, la preparazione di questa festa dura da una vita all'anno. No, l'unica possibilità di chi veste è che posso il giovane, chi vuole restare in questo lavoro, si desideri a creare attività di lavoro, ma non che resta per fare in patria, ma in zona, in modo che questa gente possa andare, non so, in Giave, o Macumere, o se c'è il lavoro, si questo lavoro in questa zona, questa gente dai no che può andare qua a lavorare e rientrare a vita. Se non vedo questa cosa non si andrà da avanti. Il suo paese è destinato, come è destinato a finire. È bello, a patria è bello che cosa al meta. Se uno si vuole dedicare a questa cultura, abbiamo diverse
zonas archeologicas che possono essere incrementate, però bisogna di gente preparata per fare questo. Quindi la regione può fare questo, oppure andiamo sull'agricoltura, però l'agricoltura è una cosa un po' difficile perché è legata a mille situazioni, a mille problematiche, quindi non è che risolvendo l'agricoltura in patria si può aumentare la popolazione. La popolazione si può aumentare, ripeto, sempre con il suo lavoro, un lavoro sicuro e stabile. Se no, siamo destinati a diminuire sempre. Vivendo in noi, chi viene da fuori, questi sono immigrati, chiamiamolo turisti, chi viene a vita, si acciappano bene, gli spiace sul luogo, che sul luogo è bello e tranquillo, e chi ne si comprano saldomero, però è sempre una cosa temporanea, no? Chi si compra saldomero no, ripeto, questo sono inglese, tedesco, finlandese, uno finlandese sicuro, siamo del russa, e sono in vita che non sono tranquilli, vivono bene, sono contenti. Però questa è gente che chi sta da pago in vita, 1 mese, 2 mesi, e poi si cambia. E noi torniamo a incominciare. Gente paga, già è vero che si dice la gente paga questa ona, però la festa si paga con la gente, non con gente paga. Vivere i soldi è una scelta. Io sono nasco in Nove e può essere complicato, ma finché bello. Poi te dà tranquillità, te dà tutto in Nove. Penso che vivere in Nove sia un'opportunità di volo. Siamo ricordati de molte cose, de cose archeologiche, di storia, e penso che i giovani specialmente, ma anche i primi si devono dedicare a queste cose, e scoprire cosa succede in noi in questi anni, cosa è fatto di noi. Ho scelto sul fatto di mi candidare con questa amministrazione, perché lo vedo. L'ho sempre attento a Saida, è sempre di stare più un amore e un odio, che a volte sono ma che mi devo fare, poi te Saida è spittica, eppure siamo sempre tirando avanti e cercando di fare sempre una cosa per un avvenire in mezzo. Per me, il problema per umano è che specialmente su spizzocco de o en ambos, non crede che abbiamo un tesoro in mano. Penso che il problema per umano sia questo. Poi teniamo tutto, possiamo abbarrare tutto in noi, a vivere di noi in vita, e penso che il problema per umano sia questo, che la gente non deve credere a ciò che teniamo. A parte si andando a poter ballare, poi in noi triballano sin da Zappara, quindi la maggior parte sono in continente, e parte si crea una famiglia al Fauras e quindi sono costretto a andare. Però precedentemente la gente che sta andando perché non credeva da Saida Vitica. E su numero non è cambiato molto, come siamo 120 e prima siamo arrivati a 130, 140. Questionando di 20-30 anni fa. Noi di questo assistat non si siamo accattati ormai da perché grazie a Dio in questi ultimi anni sono nasciuto PP, questi ultimi 6 anni sono nasciuto 6 PP e poi Saida Ermeda. Per me si deve creare prima di tutto unione tra di noi.
unione. S'unione due chele puite in cui si è andata adienanti. Creando unione si deve criccare e valorizzare Saida. E poi a me, una volta che si valorizza Saida e che arriviamo da valorizzare a vero, ovviamente si aspetta da la gente non si canta. Beh, sul lago non poite abbiamo scritto di fare, non noi, ma precedente amministrazione hanno scritto di fare qualcuna cosa, poi un sorvincolo che ha dato la regione non si può più fare nulla in sul lago. Però la manifestazione dei Santos o di altre manifestazioni sono state fatte e si va in esempio. Come si vede a vista, questa è una ricchezza, si può creare qualsiasi cosa. E si vede di vista che non è valorizzato nulla. In un luogo casi schimmo benissimo che si può fare mille cose, turistiche, culturali, qualsiasi cosa. Quindi penso che per valorizzare, torniamo sul discorso dell'unione, della gente che arrenesse a fare qualcuna cosa. Una volta che sono vincolato e che la politica comunale non può fare nulla per usare manco la gente di Saida, penso che sia penso che la regione pure deve attuare in questa situazione e per valorizzare la zona, non solo Sodie ma tutti i comuni limitrofi sul lago. Un desiderio che abbiamo Saida è io torno sempre sul discorso dell'unione, di abbarrare tutti i vari e di comprendere che non deve nulla di malo a essere uniti e a comprendere che Saida deve triballare tutti i vari. In 100 abitanti sono due famiglie, sono 2-3 famiglie, quindi qualcuno inconveniente succede sempre. Però, per non si creare questo inconveniente, a me mi tocca da bere di nuovo questa conca e pensare di andare avanti. In su coro de su Barigadu, a s'allaccan nord-orientali dessa provincia di Aristanisi, s'agatta da Nughedu, una bidda pitticca con 450 vividorisi. Su nomini è già un contu. Nughedu, de sul latino nocettum, evoca da un territorio un tempus ricco de arbores de nugi. Podantisi, Santa Vittoria, torra da su nomini de su monti chi domina da su paesaggio e dona da sa bidda un'identità vunguda e mancai sacra. Seus stetius in noi in ierru, in una de cussas addisi chi parenti rimmai su tempusu, s'addiri de sa festa de Sant'Antonio Abate, una de celebrazioni prusu identitarias de sa Sardigna. I sfogusu, i rittusu, i gestusu tramandausu, tutto vueddata de sa forza de una comunidade chi puru pitticca arrennesci di a essi unia, accogliosa e con uno considero umano dei sarregini suasa. Un momento de importu è stetiu gussu de s'asta chi si tenidi in Cresia, con tanto de bandidori. Un ritu collettivo in noi sa vidi sa cappia da con s'ironia, sa partecipazione e sa memoria. Un momento arricco de sentido in noi dottus uscinti che sa tradizione esti un atto de amori po sa terra in soru. In cussa di è usu connottu una bidda bia, chi ci di essi domu vinza da pochini d'orra da in noi scettivo sa vesta de Sant'Antonio, commenti a me da altre festas che signanta su calendario rurali e spirituali del suo territorio, esti occasioni de torrada, de agattata, de riconoscimento reciproco. Non tamisi su peso del suo spopolamento, che in noi commenti in me da altre biddas de sa Sardigna si vai d'intendi, hanno chedo s'agatta da uno sentito de resistenza votti meda. Uno scanto de impresas a nasciasa de pagu, s'iniziativa de giovunus chi scioperanta de bivi e traballai in noi, funti segnalisi de un fermento pitticcu ma de importu. Passillendi intra dei sarrugas amutasa, dei domus in pedra e i giassus de susattu, si teni di uno sentito de agattai un luogo in cui d'ogna pedra conta da una storia, in cui sa natura teni d'incora su ritmu su.
Su monti de Santa Vittoria, billa da sabidda commenti a un'antica divinidadi, custodi del ritusu, memoriasa e isperasa. E a pussisi ci funti issusu, i vecchiusu, con fueddusu simpli, ma arriccusu de sentidu, che ci cumbidan ta parrai in sabidiscenda in soru. Po da bivi, no scetti po da visitai. Po non lassai che a parri di scetti unu bungiu de domus sbuidasa intra dei montisi. Sappellu in soru è craru, nugheddu no esti scetti unu luogo de ammentai, ma unu de scoperri. De scioperai, de torrai a costruiri, in noi parrai con orgoglio. In noi è usubiu de prusu de unu burgu pitticu, è usubiu un'identità di chi aguantada, una comunità che non si vrimmada, un territorio che ciccata a cammino su nousu, posighiri a bivi. Io faccio sul militare. Faccio sul militare triballo in Macumere. E viaggio ogni giorno da Sorradile, tanto che sta a due passi, viaggio ogni giorno da Sorradile. Poi decido di vivere in Noga e mi sono raccontare a uomo chi fu di mammai e di babbai. E come quando che finia adesso dopo mia. Sorradile è una idea che attento un spopolamento veramente manno, poi testo fu una idea vivia bene, fu una idea meda per un manna e sugli ultimi 30 anni che ha fatto una calata a perdere un montone di gente. La gente si che sta andando, su triballo, era mancato e la gente comincia a immigrare e meda non che venuto a Rosprus. Chi sta andando a studiare e questa barra nel castello e la idea si che sta sempre più impiccata. Abbiamo cominciato a bello a cercare di conoscere questa idea, perché è una idea bella, una idea socievole, una idea con gente veramente che deve piacere a conoscere. E poi, insomma, è una idea che quando ti fai uno giro uno barra incantato. Quindi stiamo cercando di far conoscere in giro tutto sul mondo, che la gente isca che questo è un luogo bello quasi e possa bene da vivere in Noga. E che qualcuno del Belgio, dell'Olanda, qualcuno di altro Zassor di Sardegna pure che viene a vivere in Noga, ha aperto attività pure in Noga. Quindi questo è un passighetto che stiamo cominciando a fare e è bello che sai di fare qualche cosa di prospuro. Di sicuro siamo su un riferimento che siamo zova non è una parola, zova ormai non siamo, però sai il fatto che viene, che deve essere un'amministrazione giovane, magari è di stimolo fino a chi è bene da vivere e chi non si conosce, comprende che abbiamo un'idea di fare questa idea da ringiovanire, ecco, mettiamo. Sorradile vive di mezza cosa, poiché una orta fu principalmente una idea agropastorale, ancora è mezza agropastorale, però tornando a quando fu questo che io un montone di attività economiche, una idea di artigianato, una idea di scalpellino, di muradores, io da maestro del linea, maestro del ferro, poi una idea di nuda come ti futi, un montone di attività. Come purtroppo è stato barrato pago in nuda di questa idea. E adesso è bello a tornare a cominciare a imparare questa gente a fare i suoi triballi che servono, magari cominciando a disinfogliare bene le noghe e a perdere attività. Poi fai può usare da crescere e poi usare lo triballo. La cultura è uno strumento trasformando che due funi, perché a parte la bellezza della idea, è una idea che tiene una storia antica, è un'archeologia che sta invidiata in tutto. E quindi questo può essere uno delle tante cose che due funi deve poi menzionare questa idea. In particolare che da medar de cose. Tenemos tantas festas, tantos santos de festare tutto l'anno. Non è che ogni mese è una festa, ma quasi ogni mese.
Però purtroppo torniamo sempre con due conti. La gente che può festare queste feste è sempre più spago, è sempre più anziana e quindi adesso è bello vincere a tornare a rinforzare queste tradizioni e questi eventi culturali puro che vanno bellos e noi queremos rinforzare per il futuro. Chi bigentas 20 animas chi non data a su connottu da era de Bonuighinu, su Neolitico Mediu, e non de carra finza a oe, su 2025. La storia de Mara est oramai millenaria. Partiti con sa rappresentazione de su ballu sardu in sos vasos che han ciapidu in sas grottas e su trigu antigu. Oe non ciappamus a non tenere quasi più nudda, ca su connottu è sperditu, non bi sun più sos anzianos che non lo raccontano e devimus tornare a studiare in sos liberos su chi si conoschiat ogni die e si faghiat ogni die. Camara, come tradizione, è agricola, pastorale, vita organizzata in sozios po saradura de sos terrinos, che teniat una produzione che vidi de in Portuga, faghiat de 8.000 quintales de trigu, de qualità importante, quindi naramos che oe si dia poter narrare il leader in sa produzione de su trigu, ma non solo de su trigu. Come si narai prima, ogni abitante de sa idda teniat su piccolo su terreno suo, quindi non baiat terraccos e come mi venendo innanti non baiat manco patronos, niuno fi patrono de niuno e niuno fi terracco, ognuno produiat su suo e su baratto a cambiare sa merce unu cu s'atteru fi sa normalitade, ca su inari non baiat circolazione e non esistia come como. Mara ancora conoscete questa tradizione antica di coltivazione. Piantamos su melone de siccu, melone che non tiene bisogno di abba per crescere, per mattas, che mano a mano si sperdendo tutta questa cosa che oramai a campagna non bisogna andare nessuno. Qualcuno sta tornando a Saidda, qualche continentale, qualche stranzo di fuori e scomporrende qualche domo e piano piano si sta appassionando a sa cultura de Mara, a sas tradiziones, che sono sas associazioni, tenemos su balletto, tenemos su coro, sa Prolocco è attiva, quindi si può dire che non manca nulla. Non manca da un pago sue guerre, queste cose, e sulle mandare avanti in un altro modo. Magari facendo arrivare su turista e facendo bella conoscere die po die questa cosa, però su tempo già il mastro e non si può fare comprendere su chi non manca. Giovani che andiamo a spago, in tutto tra le elementari e medie e superiori arriviamo a 30-35 pizzinos. Speriamo che ne si gustano comprendano il valore di stare in una idea come Mara. In questa gente si può conoscere per suo sambinato e non per un numero in sa alta identità. Figlio di tale, su nepote di tale, figlio di chiesese. Ma mentre quando battiano sa muzzere da fuori non avrai mai te di nara, sa muzzere de, sa netta de, che si identificativo vicus, come sono sparallumenes, soprannomi, pronomen, poi sono romanos,
identificativo, Mara, quindi Giovanni Battista, tutto, poi su santo, che suo patrone è Giovanni Battista, e quindi Giovanni Battista che andai a Meda, e tanto vuole identificare che il cognome pure a volte fine simile, ogni figlio venia su nome di suo babbo, e quindi vari figlio teniamo sul figlio con suo stesso nome, e tanto su figlio de Mazzone, su figlio di Antonio Sumudo, e ognuno li identifica con suo parallume. Mara su 60, 50-60 è arrivato a 1500 abitanti, e poi con la prima emigrazione verso la Germania, verso l'Australia, ha cominciato a minare, e oggi siamo su 520. Si va a narrare che negli ultimi 3 anni dell'amministrazione in Ecredodeo siamo restati senza cambiamento, siamo restati come femmini, qualcuno che sta andato, coppie che si sono sposate si sono trasferite a Salighera, però il progetto regionale di spopolamento a segno de mantenimento dei pizzinos hanno garantito nascita, se pizzinos hanno passato, se pizzinos hanno, e siamo un paese stabile. Su progetto europeo che vede un obiettivo 1 lì in Araini, e noi non definiamo che dobbiamo sparire in 40 anni, noi facciamo andare a davanti a altro, non siamo d'accordo che fra 40 anni il mare non è più, può essere che potete incrementare, qualcuno sta arrivando, e forse si speranza a bestia se seguiamo a dare opportunità a questa gente. Dio, la verità narro sempre, non andas a luogo se non giochi sul biglietto. Poi a me sul biglietto è sa formazione. Che senza un titolo che può essere sul diploma, sa laurea, ma pensa sul titolo specialistico professionale, è sul fondamento per il suo lavoro. E quindi, come nos siamo insediati, abbiamo contattato un'agenzia formativa di Cagliari, che la verità prima non è stato lasciato andare, non si è lasciato correre su Chinaramisi, però poi ha compreso che aveva un'opportunità di Alanzu, e del bene da Bissulò. Noi vimisi, come vimisi, e sono spurani scommesso, quindi abbiamo accreditato un'aula delle scuole, un'aula di formazione, e abbiamo fatto il primo corso, che ognuno si ha pagato di persona. Poi del primo corso che si sono attestato 18 persone, con l'unione dei comuni dei Danoa, Ramos, che facciamo parte a pari altri 4 comuni, sopra l'insistenza mia, abbiamo fatto il secondo corso, questa volta però finanziata sul 70% dall'unione. E noi abbiamo tentato di iscritto, di non iscritto, che come sono a compimento del suo corso, che sono facendo su tirocinio in ospedale, e quindi a breve questo spuro deve essere pronto per il suo lavoro. Abbiamo il binchi di 2 progetti europei, in Europa lo definito delle buone pratiche, delle cose che si devono fare in solo luogo poi stare bene. E noi forse a aprile concordiamo tutte queste cose e dobbiamo andare in Turchia, pare sul Barranzello, che sono la polizia locale, narramos rurale, per quanto riguarda il sistema di antincendio e di gestione delle comunità agropastorali. È un altro progetto sempre delle buone pratiche e sul sistema culturale che teniamo per mantenere in agricoltura e quant'altro, e noi siamo a esportare sul sistema nostro di produzione a secco delle culture, che oramai 2 o 3 comuni in tutta la Sardegna lo utilizzano, e Israele pare di una fesseria le sti studiando come fanno a produrre questa scultura in asciutto, senza abba. Sul desista le narami che non che con 20.000 euro comprano una domo e si la lasciano a belta, non entra nessuno.
Quindi si può vivere ancora serenamente, si può dormire con quella tranquillità che dormia sul bezzo nostro, usa già sa tuppa come teneriamo noi, la chiave nella serratura perché non la comprendete, e vivere tranquillo, che non ha bisogno di frisciare una gianna quando ognuno ti chiede male. E quindi questa volontà di esistere a testa che noi io posso pensare su chi chiede, ma noi fra 20 anni non andiamo a ragionare, siamo ancora in noi. Questo è più puro e usa acabau, grazie a voi seguiu. Si torna su a virista ci da chi benedi con un atto più nudo e boga voce. Che come sempre, si volete segnalare eventi, su fatti, su acconti, su chi pensate si possano essere da cavallo ad uso ascoltai, scrivesi a una lettera a suggiasso bogabogi.tv@gmail.com. Poi tasio su noi, più che altro, poi intendi sa bogi da vosotros.